bentrovati. Iniziare a parlare di questo argomento per me è stato un po' un ritornare indietro con il tempo. E nella mia passione c'è quella di andare a studiare questi capi che ormai hanno perso sia la memoria che anche il potersi addentrare nel toccare con mano certi indumenti che il tempo ha appunto cancellato. E quindi in questi viaggi che spesso mi trovo a fare, culturali, mi sono imbattuto in un museo, il Museo del Tessile a Prato, dove oltre alla ricerca dei tessuti, quindi la lana, il mio occhio attento è andato a visionare dei cocci di terracotta, quali erano delle formelle per realizzare dei capelli. Più volte nello studio della moda, quale possono essere i capelli parigini o semplicemente manufatti delle nostre modiste, usavano lo stesso principio: il cappello alla levantina, usato in tutto il Campidano di Cagliari e non solo, principalmente nel costume cagliaritano. Però come era realizzato questo capo? Purtroppo il vestiario tradizionale ci permetteva soltanto di realizzare questi capelli non con la tecnica antica, ma con un tessuto che si riusciva praticamente con una tecnica che praticamente serviva ad uso folcloristico, ma non quale era il vero cappello tradizionale e come veniva confezionato. Dopo questo incontro con questo museo, ho avuto il piacere proprio quest'anno di incontrare una modista, un'artista selargina che realizzava dei manufatti usando la stessa tecnica dei vecchi artigiani, quale la lavorazione della lana, quindi con il feltro, con la lana cardata appunto. Dopo ritorneremo a questo per far capire tutto lo studio che c'è stato per realizzare questo capo. Facciamo adesso uno studio storico sui copricapi in area campidanese, in particolare a Selargius. Con l'aiuto di Cristiano iniziamo a visionare queste slide. Ecco, il berretto frigio. Qui ci sono degli spunti dove lo studio ci ha riportato. Frigio perché proveniente dalla Frigia, in Turchia. La maggior parte di questi cappelli sono ancora, tuttora, confezionati e usati negli abiti della Turchia, del Marocco, della Tunisia. Ecco, indumento fondamentale del costume del regno persiano dal VI secolo a.C. al II secolo a.C. La sua particolare forma nasce da quella della pelle di capretto aperta. Vedete anche questo busto di Apis non è altro che un piccolo cappello rudimentale fatto con della pelle. Andiamo avanti. Ecco, il berretto frigio in età bizantina. Qui siamo a Ravenna e iniziamo a vedere anche un colore che è più usuale appunto su questo genere di cappelli. Siamo a Ravenna con l'arrivo dei Magi che indossano questo genere di cappello frigio.
Andiamo avanti, ecco, il berretto frigio nel Rinascimento, dal Rinascimento al Settecento. Qui siamo alla corte di Venezia, al Ducato di Venezia, e vediamo che questo genere di cappello poi viene anche impreziosito, sempre con la stessa forma, con dei brocati e con dei galloni, ma sempre assumendo la forma appunto del cappello frigio primitivo. Il berretto frigio nell'Ottocento e il romanticismo. Anche qui vediamo questo bellissimo quadro dove la libertà è raffigurata appunto con lo stesso genere di cappello. Andiamo avanti, ecco, il berretto frigio al Fez, evoluzione e tipologie. Il berretto frigio nasce in tutta una serie di copricapi. Cenciu e la berrita in Sardegna, berrettina in Spagna, copricapo tubolari di lana infeltrita, presenti maggiormente nell'area del Mediterraneo centro-occidentale. Il Fez, più correttamente Tarbush, presente in tutto il Mediterraneo. È un copricapo rigido in feltro, a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso e talvolta con una nappa attaccata alla sommità, che prende il nome dalla città di Fez, in Marocco, capitale del Regno del Marocco, fino al 1927, da cui sembra che sia originario, anche se la sua maggiore diffusione sia avuta in Oriente, in particolar modo nella Turchia, dagli Ottomani. In Albania prende il nome di Quresh. Oltre il Tarbush, dal persiano Sapush, può essere definito in arabo Shashia, Istanbul, dalla variante nordica. Ricordiamo questa Shashia, che lo ritroveremo sardizzato anche in Cicia. Ecco, l'evoluzione e tipologie in area mediterranea. Qui siamo in Albania e vediamo anche la realizzazione dei cappelli nell'uso appunto dell'Albania. Evoluzione e tipologia in area mediterranea. Armenia, Bulgaria, Macedonia, riscontriamo sempre lo stesso genere di cappello. Cipro, gli ebrei di Salonico, sempre lo stesso genere di cappello, quindi di area mediterranea orientale. Il Fez in Egitto, Tunisi, Turchia. Il Fez nell'impero ottomano, in Marocco, in Egitto. Guardate sempre la similitudine con i nostri copricapo in Sardegna. In Turchia. L'evoluzione e tipologia in area mediterranea. Ecco, la berrettina della Spagna, qui troviamo Ibiza, Spagna, il Portogallo. In area mediterranea sempre in Francia. Insomma, la Sardegna non era un'isola a sé, la moda la ritroviamo un po' in tutto il Mediterraneo. Ecco, questa è la realizzazione del Fez in Egitto. Andiamo avanti, ecco, questo siamo a Tunisi, sempre in lana infiltrata. Il Fez e i copricapi militari nel XIX secolo. In area italiana troviamo lo stesso genere di Fez e ci stiamo avvicinando già anche alla berrita, quindi in Puglia, in Sicilia, sempre in area italiana la Calabria, Napoli, il Regno di Napoli. Ecco, qui vediamo lo stesso, questa berretta o berrita molto simile anche al modo di indossarla, e qui siamo in un quadro che riprende il del Regno di Napoli, siamo in pieno Settecento. Andiamo avanti, ecco, sempre raffigurazioni dello stesso genere di berrita. Qui ci troviamo adesso in casa nostra. Iniziamo con la raccolta Luzietti. Luzietti è il nome dell'antiquario che acquistò
questa raccolta di stampe dove vengono riprodotte anche in questo caso le berrette e i fez, sempre con lo stesso procedimento. Qui siamo alla fine del Settecento e il primo Ottocento. Qui siamo con un pittore molto più ricercato. Giuseppe Verani era praticamente il pittore di corte, perché per chi studia iconografia è un pittore molto veritiero da prendere in considerazione, perché fu mandato dal re in Sardegna proprio per documentare il suo popolo, quindi cerca nella maniera più possibile di riprodurre gli abiti che il popolo in Sardegna indossava. Ecco, sempre il Barla, il Baldassarre e Luciano sono sempre delle stampe dove noi studiosi in campo facciamo affidamento. Giovanni Gessa, sempre il cappello alla levantina. Andiamo avanti. Ecco, Raffaele Arui, un altro precisino. Lui è molto più attento anche nella realizzazione dei particolari, anche dei tessuti. Qui vediamo sempre lo stesso cappello rigido per quanto riguarda l'area cagliaritana e le berritte per il Campidano di Cagliari. Qui vediamo lo stesso i macellai che riprendono sempre questo genere di cappello. Andiamo avanti. Non va, aspetta. Non va. Sta caricando probabilmente. Aspettiamo. Eccolo qua. Il Dalsani. Vedete sempre la particolarità di questi capelli altissimi. Qui siamo in casa, qui siamo a Selargius. Giovanni Marghinotti nel 1861 dipinge questo bellissimo quadro della chiesa di San Lussurio e anche qui sono riprodotti dei bellissimi copricapo che niente esclude che potessero essere anche selargini. Qui siamo proprio col Cominotti, sempre festa in una chiesa campestre presso Cagliari. È riconoscibile per i selargini, ma non solo, che si tratta sempre della chiesa di San Lussorio, e anche qui sono presenti i copricapo. Vedete qui dove ci sono praticamente dei ballerini, o meglio stanno facendo la lotta con i piedi, che indossano il fez e le berritte rosse. Andiamo avanti. Ecco, qui ci troviamo invece sempre a Selargius, nella chiesa di Sant'Antonio Abate, dove è raffigurato un evento tragico in questo caso, dove questi due selargini si trovano in Agoro di Pula, dove i selargini avevano dei terreni di frutta in quel territorio, tant'è che molti selargini si stabilirono a Pula e lì misero famiglia, insomma. E successe un fatto tragico, nel senso che furono investiti dall'onda di piena del fiume e si salvarono invocandosi alla Madonna d'Itria e a Sant'Efisio. Erano Alessio Magia ed Efisio Pala nel 1838, e vedete che anche in questo caso entrambi usano in primis un abito inusuale per quanto riguarda un po' la moda dell'abito selargino che conosciamo noi. Vedete, il corpetto ad esempio ha una lacciatura ad un lato chiamato
in termine sartoriale, ha un'azza. La berretta è rossa. Un particolare che ho voluto evidenziare è anche la bisaccia che naviga, la voglio immaginare come una tessitura selargina. Andiamo avanti. Ecco, qui invece vediamo le foto storiche dove c'è l'uso di questo genere di cappello. Qui Eoliena, Bitti, e questo particolare di quest'uomo di Sestu, un certo Piciao, che indossa alla fine dell'Ottocento questo strano copricapo. Intanto lui è un nobile per soldi, non per altro. Lui sarà un benefattore della Chiesa, tant'è che questo quadro campeggia appunto nella chiesetta di San Salvatore e si vede da questi bottoni enormi, dal genere di vestiario che ha, e da questo copricapo con questa nappina che poi vedremo anche qui davanti. Andiamo avanti. Ecco, sempre foto storiche, Cagliari con questo genere di copricapo altissimi. Andiamo avanti. Ecco, qui siamo a Selargius. Sono riconoscibili il modo di indossare questo genere di copricapo. Qui abbiamo forse l'ultimo Selargino che indossò la berrita, nacque nel 1835, morì nel 26, e ho fatto un paragone su quest'uomo. Praticamente quando il Marghinotti dipinse quel bellissimo quadro a San Lussorio, lui aveva all'incirca 30 anni. Chissà in quegli anni come lui vestiva e se era presente anche a quella bellissima festa. Andiamo avanti. Ecco, questo è il primo impatto che ebbi al Museo del Tessuto di Prato, dove incontrai e ritrovai questi cocci per poi capire tutto lo studio che feci incontrando poi Maria Bonaria per realizzare lei è maestra appunto su questo genere di lavorazione. Andiamo avanti. Ecco, abbiamo finito per quanto riguarda la parte visiva. Adesso cercherò di fare un excursus molto veloce su quello che è lo studio pratico. Intanto è da riscontrare un particolare, che Cagliari fu nella metà dell'Ottocento un centro di realizzazione delle berritas, del Rossi, che a metà Ottocento istituisce una fabbrica di berrite proprio per fornire tutta la Sardegna. Per quanto riguarda la realizzazione e lo studio, abbiamo visto ad esempio il Luzietti, che evidenzia per l'uso del cappello. L'uso del cappello su questo genere appunto di manufatto. È sempre una sorta di feltro. Il Luzietti mette in evidenza, ma non solo i Luzietti, ecco, ma non solo i Luzietti, mette in evidenza anche una sorta di rettina per reggere i capelli, sempre nell'abito maschile. La berrita. Noi appunto siamo obbligati sartorialmente a fabbricarci le berrite con del tessuto, ma in origine la berrita era un pezzo unico, non aveva cuciture, era, passatemi il termine, una sorta di grande mortadella che veniva fatta a maglie, cucita soltanto all'estremità.
Ecco perché in molte fotografie antiche vediamo questo copricapo molto rigido, quasi a pensare che ci fosse del cartoncino dentro. Assolutamente no, era semplicemente un tessuto per tutta la lunghezza senza nessuna cucitura, perché era una sorta di maglia tubolare che poi veniva infeltrita sempre alla stessa maniera che poi vedremo. Quando abbiamo visto il signore di Sesto che indossava una sorta di cappello quasi nobiliare, non era altro che una sorta di cappello del genere. Questo è molto più signorile perché viene chiamato cappello da casa o cappello da fumo. I signorotti quando si ritiravano in privato avevano il piacere di indossare questo cappello per andare a fumarsi il sigaro. Però in quel caso è un cappello che veniva indossato anche normalmente per la classe abbiente. Questo è un fez tunisino, sempre con la stessa procedura del panno infiltrito. Qui sono presenti lo stesso due berrette di primo Novecento, con un panno rigidissimo e che sia del Novecento ce lo garantisce la cimosa del tessuto e anche i buchi delle tarme. In questo caso, vedete, erano già sparite le berrette confezionate nella maniera classica. Era necessario allora doversi arrangiare per fare delle cuciture, che è quello che purtroppo siamo obbligati a fare noi che facciamo folklore, perché queste berrette, finché non troveremo il modo di rifabbricarle alla maniera antica, ci dovremo accontentare. Come vi ho detto, è stata la fortuna quella di incontrare nello stesso giorno, tra l'altro, perché eravamo proprio in questa sala, c'era Nanni Pulli, lo conoscete tutti per essere un maestro della ceramica, e Maria Bonaria che presentava i suoi manufatti in feltro. Prendere due piccioni con una fava è stato per me la cosa più importante e più fortunata per la giornata. Quindi ho esposto qual era il mio intento, che era quello appunto di realizzare nuovamente con la tecnica del feltro il cappello detto alla levantina. Adesso Maria Bonaria ci presenterà in breve qual è la tecnica per realizzare questo capo. Allora, io racconto la mia esperienza, magari senza microfono, mi sentite? No. Devo? Allora, la mia esperienza con Ignazio per questa avventura sul cappello nasce, come ha detto lui, un pomeriggio in questa sala dove appunto c'era una mostra con i miei manufatti. Dopo un incontro, dopo un incontro di 20 anni prima, perché lei è un insegnante di scuola materna e io in quell'anno insegnavo ai bambini il ballo sardo e il canto sardo. Che avevo voluto io. Quindi dopo 20 anni ci siamo rincontrati e sempre per parlare d'arte. E allora, dicevo, quando lui ha guardato i miei manufatti e ha espresso questa sua idea di creare il cappello alla maniera antica, il cappello sardo, io ho pensato, ma ci possiamo provare, soltanto che io ho inteso, come cappello sardo, ho inteso la berritta e nel silenzio e tranquillamente mi sono messa a lavorare alla berritta e questo è stato il risultato. È una berritta senza cuciture, infeltrita a mano, così come era un tempo. È lana cardata
Ma non era questo che voleva Ignazio. Questo esperimento è riuscitissimo. Dovremmo rivalutare anche sì, questo. È quello che raccontavi prima. E il colpo mi è venuto quando lui mi ha parlato del cappello alla levantina, che chiaramente non avevo esperienza di questo e non potevo non avvalermi della collaborazione, dell'esperienza di una mia cara amica che è esperta di feltro, che è qui presente, Carmela De Angelis. Prego signora, perché non vieni qui vicino? Perché questo fez è nato insieme a 4 mani. È un fez che è partito alla lavorazione questa settimana dal lunedì. Ogni sera abbiamo lavorato insieme. Lei si è prestata a questo io al suo progetto, lei al mio progetto, e ci siamo incontrate ogni sera, abbiamo lavorato tante ore, siamo partite dallo studio del progetto perché bisognava considerare che la lana cardata ha un indice di restringimento che va considerato e i fattori da considerare sono tanti. Intanto dovevamo capire di che spessore aveva bisogno questo cappello, di quanta lana mettere e come metterla, perché si restringe anche a seconda di come viene estesa. Si lavora sul piano, si crea una dimma grande, quasi il doppio rispetto al cappello che viene poi infine, con della lana che ha questo aspetto, cioè questa è la lana cardata che viene pettinata oppure venduta in fogli. Noi usiamo la lana pettinata e la stendiamo così a piccole ciocche su tutto il manufatto, creando anche quello che doveva essere il particolare della copertura. È stato uno studio che ci ha preso molto, ci siamo dedicate tanto, ci è piaciuto, abbiamo impiegato 3 giorni per la stesura della lana e poi per la lavorazione. L'infeltrimento della lana ha diversi step, quindi prima questi ciuffetti si uniscono grazie a un movimento meccanico delle mani, tutto un lavoro manuale, quindi viene follato, viene rollato, viene sbattuto fino a quando diventa un tessuto. Quando è quasi infeltrito del tutto si infila nella forma e ancora lì viene lavorato con acqua calda e sapone, perché quelli sono gli unici ingredienti, e olio di gomito, e infine stamattina si è asciugato infine questo cappello, che però ci è piaciuto come è venuto, semplice, una cosa sola. Rispetto ai conti che avevamo fatto, rispetto all'infeltrimento, pensavamo di avere un cappello più basso, ma per fortuna Nanni ci ha fatto diversi manufatti e abbiamo utilizzato quello più alto, e devo dire che era quello che mi aveva chiesto, penso, Ignazio, quindi io a te. Vorrei soltanto che una persona... Grazie. lo indossasse giusto per vedere. Chiederei a Dino, visto che è stato anche per tanti anni componente del gruppo di Cagliari, mi piacerebbe che fosse proprio lui a indossarlo per la prima volta per vedere il risultato. Certamente. Ti incorono. È un po' grande, però il risultato è questo. Non è grande, deve poggiare proprio sulle orecchie, altrimenti le cade. Sì, però vale un po'. Anche come altezze? Sì. Ci sono dei alti e bassi, sì. Comunque questo è soltanto l'inizio dello studio, speriamo di
ho visto che anche da Porto Torres, dove questo cappello viene usato, abbiamo avuto dei riscontri. Questo mi fa piacere, perché esporteremo anche da Sassari, esporteremo il nostro lavoro anche per il resto della Sardegna, insomma. E le tue manufatti. Bravi.